E la Procura di Foggia ha aperto un'inchiesta sulla processione del Venerdì Santo a San Marco in Lamis, alla quale hanno partecipato decine di persone. Il sindaco e il parroco chiedono scusa. L'inviato Giacinto Pinto. Una folla di fedeli, uno accanto all'altro. Oltre 200 persone pregano e cantano sul sagrato dell'Addolorata. Il parroco celebra così, nonostante i divieti, il rito del Venerdì Santo a San Marco in Lamis, sul Gargano. Ora c'è anche, credo, le forze dell'ordine che non può tollerare stasera. Le forze dell'ordine tolleranti passano in auto e non si fermano. In prima fila anche il sindaco con la fascia tricolore. C'è tutto questo nei video che circolano sul web. È da un mese che stiamo dentro, ieri sera stava tutto con la gente fuori, non lo so. Oltre 200. Sono dispiaciuto, chiedo scusa, non doveva accadere. Chi ha davvero sbagliato in questo comune pugliese dove 40 giorni fa era stato anche celebrato il funerale di un uomo positivo al virus? Chi ha permesso la preghiera collettiva durata quasi un'ora? La Procura di Foggia ha aperto un'inchiesta e il prefetto ha avviato un'istruttoria. Dovranno accertare se siano state rispettate tutte le norme anticontagio. Purtroppo persone così non dovevano stare lì. E lei forse doveva interrompere? Sì, io dovevo interrompere, certo che dovevo interrompere. Dovevo interrompere e mandare a casa. L'ho fatto dopo qualche minuto. I riti del